Una notizia pessima, anche se si sapeva che lui era stato operato alla testa poco tempo fa e sembrava che l'operazione fosse andata tutto bene e purtroppo è successo quello che non doveva succedere. È un grande peccato perché penso che sia stato il più forte giocatore al mondo di sempre, tra lui Pelé. E quindi è una notizia sconvolgente, 60 anni, si è ancora giovani, e purtroppo è successo, ecco. Cosa ha rappresentato Maradona? Era il numero uno al mondo, cioè io l'ho visto da bambino, sono riuscito a fargli, pensi, da raccattapalle quando lui veniva a giocare contro il Toro, e io l'ho visto il sabato all'allenamento a Filadelfia, dove ero vicino, che il Napoli si allenava, mi sembrava di vedere un dio. La domenica sono andato a fare il raccattapalle e poi sono riuscito a giocare nel mio primo anno di Serie a Napoli, dove c'era lui che era il suo ultimo anno a Napoli, che poi è andato via. Quindi è come avere un dio vicino, insomma, vedere Maradona giocare è stata una roba per un bambino, un ragazzo, per un uomo, figuriamoci. Ma solo vederlo in campo era una roba grande. E io so che tramite ex miei compagni lui era una persona per bene, insomma generoso, tutti gli volevano bene, e in qualsiasi squadra è stato, lottava per i compagni, era un leader. Poi quello che poi ha fatto dopo, che riguarda altre cose sue private, è un altro discorso. Però per quello che ha fatto per i compagni e per la squadra è stato... Tutti ne parlano bene, tutti i compagni che hanno avuto per lui una considerazione a parte, insomma, ecco.